Successo per Ovidio, il poeta relegato, Metamorfosi dell'esilio, con Ugo Pagliai al Teatro dell'Efebo di Agrigento, che si è svolto lo scorso 19 luglio, un testo complicato ma immortale, quello curato e portato in scena al Teatro dell'Efebo da Daniele Salvo, su testo di Luigi Raimo, con il grande attore Ugo Pagliai, ben supportato dalle performance dello stesso Daniele Salvo, Tommaso Garré, che resiste al tempo e rende una dimensione cruda, quasi disperata, di Ovidio costretto all'esilio, pur senza colpe, ma capace di rendere vive come non mai le storie del suo capolavoro. Sorprende sempre la statura artistica di Ugo Pagliai, a dispetto dei suoi 87 anni, intenso, a tratti tornante. È commovente in tutta la grandezza di una carriera che in oltre 60 anni lo ha consacrato come uno dei grandi interpreti del teatro, senza dimenticare il segno lasciato negli sceneggiati televisivi e nel cinema. Commovente alla fine della serata il ricordo di Paola Gassman, compagna anche nella vita di Ugo Pagliai, scomparsa lo scorso anno e che proprio ad Agrigento nel 2022 prese parte alla prima nazionale di questo spettacolo. Presente anche l'artista agrigentina Barbara Capucci. Soddisfatto il presidente del Libero Consorzio di Agrigento Giuseppe Pendolino per il riscontro positivo da parte del pubblico presente alla rassegna del Teatro Classico, che continuerà a fornire anche nei prossimi spettacoli piacevoli occasioni di intrattenimento per cittadini e turisti. Il prossimo appuntamento al Teatro dell'Efebo è previsto il 31 luglio alle ore 21 e vedrà la presenza di un altro attore molto conosciuto dal pubblico, ovvero Emilio Solfrizzi, che porterà in scena il suo anfitrione di Plauto. Non preoccuparti ora di ricercare la gloria, prova soltanto a dire: guardami, io non sono pericoloso. Ora di ritardare il tuo viaggio. Lungo è il tragitto e troppo è il... Apollo le era alleato, Venere amava i troiani mentre Atena li detestava. Nettuno tante volte ha assalito ferocemente Ulisse, ma Minerva lo ha strappato alle sue ire. Me l'hanno strappato, mio marito. L'hanno portato via come un delinquente. 3 volte le parole si spezzano, gli dite dei singhiozzi. Quale colpa ho commesso? Il suo animo assediato dalla paura, ma non la convince. Il mare si solleva con le sue onde, sembra toccare il cielo, poi precipita in basso, diventando scuro come l'acqua dello Stige.